La quarantena di Guglielmo Triolo. Adesso la paura per il Covid-19, o come viene volgarmente chiamato, e cioè coronavirus, sembra essere passata, ma fino a poco tempo fa la situazione non era rosea e ci ponevamo mille domande sul nostro futuro, ma anche sul nostro presente. Una delle domande era questa: ma sto virus è mascolo o è femmina? Qualcuno potesse dire: ma chi c'entra? Questo scanto che tutti avevamo di infettarne, a contenere se è mascolo e femmina? Non aveva tante cose tolte in testa che a chi so manco ci pensa. Ma lo discorso, anche se pare tanto leggero, è serio e merita una riflessione. Analizzando attentamente uno pensa: vinne sta cosa, e subito il governo ne disse di stare d'inza e non escere manco a scupettate. Se qualcuno si sente esperto, pure la multa delle vigili piglia e poi la pappare profumatamente, anche perché il comandante non vuole sentire storie. Già alle prime avvisaglie, la prima cosa che fecero quelli che comandano fu non fare disputare più partite di pallone e quindi costringere le mariti a stare dentro con le mogli senza nascere. Tutto lo giorno a camminare, già cucina, stanza di letto e soggiorno. Lo divano meschino non nava a vento, in tempo una settimana è quasi tutto sconocchiato. Non parliamo poi di pranzare, cenare o fare colazione. Prima di sta cosa c'erano mozzarellina, verdure, insalate e menescina collodata. Ora, questo virus, ci sono torte di tutte le tipi e qualità, allo ritmo di una allo giorno. Se per puro caso, dopo una settimana di mangiare torte, ci dico a mia moglie: oggi dolce un appetito, la fungia ci diventa domece, è nervosa come diventa, si pista tutta. Uno non ci crede alle disgrazie che porta a sto virus. Ogni volta che ne aspettiamo per mangiare pare un aiuto a guerra. Già con la pasta uno si vede impiattato 3000 calorie fatte di sugo con salsiccia, pesce dopo e costine di maiale incorporate mise a temugna dallo piatto che pare l'Everest con c'è parma di pecorino che per digerirla ci vuole una settimana. Le marite paremo mise all'unnasso come lo che quando ci vanno a mangiare. La parola d'ordine è: con lo virus non ne potremo dettare. A buone punte. Sta cosa che dura una quindicina di giorni e già hai pigliato 15 kg. Ci colpa lo scandalo di questa epidemia. La prima cosa che fecimo di certe fu la spesa. Parea che stava scoppiando la terza guerra mondiale. Di solo latte ne accattiamo una centina di litri. E ora mi tocca fare colazione con latte guagliato e con le biscotte fatte a torta. Non parliamo d'ova. Già dopo una decina di giorni di quarantena, a posto di parlare mi deve fare qualcosa come le giardine. Ma che c'è da fare? Dingia sa vai stare. E senza ne esce. Per dire la verità, verso lo 7º-8º giorno di stare dingia, ha cominciato a mancare qualche cosa da cucinare. A così mi venne la felice idea di scongelare un po' di pesce dello pozzetto congelatore. Direci pozzetto mi pare riduttivo, se potesse chiamare liberamente puzzo senza funno. Alla raputa paria la tomba di Tutankhamen china di tesore, di tutto e di più. Dopo le prime dosciate di pesce e carne congelate, le trovature furono vero ranne. A cominciare a spuntare frittate, passoluna congelate, gelati antichi che forse le portavo Galebarde quando sbarcavo a Marsala e fave congelate di quando ci fu il terremoto a Partanna. Insomma, come quando gli scienziati del Polo Nord fanno le carotaggi per stratificare e analizzare l'ultimo millennio. A così ne finivano oggi. Tale hanno lasciate tutte queste cose congelate, potremmo risalire allo primo discendente della famiglia dopo la dominazione normanna in Sicilia. Comunque, per tornare al discorso di prima, la cosa mi pare alquanto già pigliata. Di tutte queste cose che sono obbligato a mangiare, capisco che la balanza non serve più.
ci vuole l'obilico. Alle punte giornaliere che mi faccio, con la calcolatrice, porto una crescita di 3 kg allo giorno. Trave una conclusione. Di sicuro sto coronavirus è femmina, perché con le mogliere ci va d'accordo perfettamente.